Infatti la polizia locale si sente di raccomandare di non aprire mai a persone sconosciute qualora non si sia certi della loro identità. Inoltre teniamo presente che nessuna azienda pubblica o comunque nessun ente manda del personale a casa per riscuotere bollette o eseguire dei rimborsi. Le aziende pubbliche, qualora dovessero fare dei controlli, o anche gli enti pubblici, qualora dovessero fare dei controlli presso le abitazioni, mandano un avviso qualche giorno prima appunto per preparare queste persone alla visita del loro personale. Inoltre raccomandiamo, qualora possibile, di farsi sempre assistere, magari le persone sole, anziane, farsi sempre assistere da o un vicino o da un parente nel momento del controllo o della visita di questo incaricato. Anche perché questi incaricati spesso sono molto credibili. Sì, appunto studiano come truffare le persone nella maniera più agevole e studiano anche le abitudini di queste persone. Comunque invitiamo per qualsiasi dubbio, qualsiasi problematica a chiamare o la centrale operativa della polizia locale o comunque il 112.